incredibili. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora non ci crederete, ma dobbiamo assolutamente parlare di quello che ha scritto Aldo Cazzullo e che sta rimbalzando su ogni social e ovunque in rete, perché per una volta è oggettivamente interessante. Oggettivamente interessante perché è una spia inquietante, non sappiamo se volontaria o involontaria, ma comunque definitiva del grande problema che abbiamo di fronte, cioè il deficit drammatico di democrazia nel continente, nella civiltà che ha generato l'idea stessa di democrazia, cioè l'Europa. E sì, perché sono 48 ore che i Soloni ci dicono che esageriamo, che drammatizziamo la sentenza Le Pen, che insomma se c'erano le prove per accusarla di questa follia per cui le assistenti parlamentari si occupavano anche del partito, una cosa per cui puoi condannare qualunque europarlamentare di qualunque gruppo, ma insomma è pur sempre una sentenza, non c'è nessun vulnus democratico in quello che è successo in Francia e siamo noi biechi, bavosi, sovranisti, paralepenisti, destrorsi a vario titolo che non capiamo. E beh, sarà anche così, ma leggiamo invece cosa scrive oggi una penna illuminata dell'illuminatissimo Corriere della Sera. Nella sua rubrica risponde Aldo Cazzullo, la pagina di dialogo con i lettori, dove oggi sono pubblicati alcuni interventi di lettori che chiedono un parere a Cazzullo sull'affaire Le Pen, e Cazzullo esordisce così: cari lettori, era abbastanza ingenuo attendersi che l'establishment francese avrebbe consegnato il paese, o la nazione se preferite, a Marine Le Pen. Una presidenza Le Pen significherebbe smontare tutta l'impalcatura europea costruita negli ultimi 50 anni, rinunciare al rapporto privilegiato con la Germania, avvicinarsi pericolosamente a Putin. Quest'ultima è una puttanata esplicita, perché la Le Pen anche recentemente ha ribadito il suo sostegno pratico e valoriale a quella che ha chiamato lei la resistenza ucraina. Ma al di là di questo, Cazzullo ci sta dicendo, rileggo l'attacco perché è agghiacciante: era abbastanza ingenuo attendersi che l'establishment francese avrebbe consegnato il paese a Marine Le Pen. Cioè Cazzullo ci sta dicendo, la sentenza è figlia di una volontà dell'establishment di interferire nella dinamica democratica ed elettorale, di impedire a priori un possibile, molto verosimile visto i sondaggi, esito sgradito della dinamica democratica e elettorale. Cioè Cazzullo ci dice espressamente che la sentenza è frutto di un ragionamento politico dell'oligarchia, non di un merito come dire giudiziario, che questa cosa è normale e addirittura evidentemente detto da un europeista come lui, europeista nel senso di fan dell'eurocrazia, hanno fatto bene. Cioè sostanzialmente Cazzullo uno ci rivela che viviamo in una sorta di democrazia limitata, che siamo eterodiretti da un gruppo di ottimati che decide quali esiti possono verificarsi e quali no nelle urne elettorali. Che poi ci sarebbe la domanda chi li sceglie questi ottimati, no? Che è ancora più drammatica della domanda chi controlla i controllori. Cioè questi ottimati illuminati sono tali perché l'ha deciso chi? In base a cosa? Cioè qui siamo perfino oltre di quella che era, diciamo, la distopia platonica della Repubblica dei filosofi re, che era lontanissima, remotissima, ma comunque progenitrice della dinamica totalitaria, come ha dimostrato Karl Popper nella sua analisi sulla società aperta ai suoi nemici.
Ma qui siamo oltre, perché i filosofi re, come dire, quantomeno avevano la premessa della frequentazione provata col sapere. Chi sono questi ottimati? Chi è questo establishment che decide che non si può consegnare il paese o la nazione, se preferite, a Marine Le Pen? Ma non lo dovrà decidere il corpo elettorale francese, il popolo francese, il popolo di una nazione che ha fatto una rivoluzione, che ha tagliato la testa a un re, ma non può eleggersi Marine Le Pen. Vi rendete conto in che stato comatoso è oggi la democrazia in Europa? Una delle principali firme del principale giornale italiano non solo ci dice che abbiamo ragione, cioè che oggi un establishment decide la dinamica democratica, ma ci spiega anche che va bene così, che questo avviene in Francia perché in Francia c'è una tradizione dello Stato che per esempio non c'è in Italia. Capite l'incubo all'interno del quale siamo? È esattamente quello che ci ha detto a più riprese il vicepresidente americano J.D. Vance. State perdendo la democrazia in Europa. Non lo dicono solo quei bavosi di Radio Libertà, oggi lo dice nero su bianco Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Game over. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente.